Cosa abbiamo qui? Buonasera, qua abbiamo I carretti. siciliano, palermitano. Questo è un carretto che risale degli anni 80, dipinto da Ducato, costruito da Giovanni Raia. Tutta la ferratura è stata fatta da Carmelo Saccaro. Ogni carretto è un'opera d'arte e ogni carretto ha una propria storia e non ci sono mai due carretti uno uguale a un altro. Ogni carretto è particolare e tutti differenziati uno dall'altro. Sempre ho seguito mio padre che, diciamo, così via, seguiva suo padre e siamo qua a cercare di mantenere la tradizione. C'è il palermitano, c'è il ragusano, il catanese, l'agrigentino, ogni città ha il suo carretto siciliano. Raccontano le varie storie dei paladini di Francia, diciamo ci sono tante storie. Questo è il freno, la barra del freno, chiave, i carretti sono le chiavi. Quella, diciamo, se ti abbassi, quella viene chiamata cassa del fuso, quella alla sinistra. Abbiamo pure la lanterna di sotto. Ecco, camminavano di mattina presto, se ne andavano a lavorare, c'è la ruota. Noi siamo felicissimi quando, diciamo, la gente ci acclama così. Bene, allora salutiamo tutti gli amici che ci stanno seguendo. Arrivederci, Grazie, buonasera. buona serata. Guardate ancora questo bellissimo carretto. Fateci sapere da dove ci state guardando e adesso vi mostriamo anche qualcos'altro che parla sempre della nostra terra, della nostra bella Sicilia. Qui ci sono tantissimi accessori. Certo, questa è la testiera del cavallo, questa di qua. Qua il pennacchio della testa, poi dietro è la collana, questa di qua è la collana, il sopracollo, lì il sellone, che è quello che tiene tutto il cavallo con tutta la struttura del carretto per tirare. Il pettorale, dove che ci sono sempre disegnati le storie siciliane. Qui diciamo, come una tradizione antica per la donna che chiede perdono all'uomo siciliano. Poi qua abbiamo Santa Rosalia, la nostra patrona, e tutti i vari San Giorgio, tutte le varie affiguranze che si usano per i carretti siciliani. E qui invece abbiamo una Vespa particolare, una Vespa che parla della nostra Sicilia, con i colori della nostra Sicilia. Ma come è venuta questa idea? Per passione, pian piano abbiamo cominciato a collezionare qualche piccola cosa, come vedete là anche le miniature. C'è venuta l'idea, anche una novità, durante le sfilate, perché sulle sfilate si esibiscono soltanto i carri siciliani e questa è stata una novità. Abbiamo preso la Vespa, una special dell'82 e l'abbiamo dipinta tutta stile siciliano come un carretto, la chiamiamo noi Vespa carretto. Quindi è stata disegnata come avviene per il carretto? Tutto a mano, esattamente come un carretto siciliano, in cui ci sono raffigurate le battaglie, Santa Rosalia, San Giuseppe, da questo lato c'è anche San Cosimo e Damiano. E anche il casco parla della Sicilia? Il casco parla pure della Sicilia, tutto dipinto. Questa è la tua Vespa? Questa è la mia Vespa. Quindi togli la coppola e poi metti il casco quando vai in giro? Esattamente, sì. E in tanti, così come fanno per il carretto, si fanno la fotografia con la tua Vespa? C'è stato abbastanza, oggi affluenza di persone che hanno fatto tantissime foto, loro gli piacciono, si divertono e anche noi a guardarli. C'è il vecchio ferro da stiro dipinto siciliano, poi abbiamo i paralini, che è la lanterna che andava messa sotto il carretto per fare la luce di sera, che le abbiamo anche in quelli piccolini e anche su quello originale. Si utilizzava, questo è lo strascino, questo hanno fatto Palermo con questo, come il camion da trasporto. Qui c'è la lanterna e poi una cosa per noi giocare, abbiamo fatto il telefono, dico se lo ricorderanno tutti, dipinto siciliano. Fateci sapere da dove ci state guardando. Noi siamo nell'Isola delle Femmine, abbiamo seguito Isa, la sagra del pesce, e adesso vi raccontiamo anche la nostra Sicilia con i suoi carretti, con i suoi colori. Pronto? Amici di Bella Sicilia, benvenuti alla Sagra del Pesce. A Isola delle Femmine, vi aspettiamo! Arricampatevi! Un saluto agli amici di Bella Sicilia, vi aspetto il prossimo anno con la quinta edizione di ISA, la Sagra del Pesce di Isola delle Femmine.